Ben ritrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata a mezzanotte e 25 in Friuli Venezia Giulia tra le province di Udine e di Pordenone. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto epicentro a 5 km da Tramonti di Sopra, Pordenone, e a 6 km da Socchieve, Preone, Udine. L'ipocentro è stato localizzato a 10 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose. La SUGI comunica che nella serata del 3 settembre sono stati segnalati 2 casi, uno accertato e uno in fase di accertamento, di dengue a Trieste, a rientro da un viaggio in una delle zone considerate endemiche. Al momento non risultano altri passeggeri a rischio arrivati a Trieste. Come da piano regionale per l'implementazione del piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi, si è già provveduto ad effettuare il sopralluogo nella zona di residenza e ad attivare preventivamente i protocolli nazionali e internazionali per limitare il diffondersi della malattia. Arrestato l'autore dell'accoltellamento di Piazza Perugino a Trieste nel pomeriggio del 3 settembre, la squadra mobile della Questura ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un soggetto che nella serata del 28 agosto ha gravemente ferito un ragazzo classe 1997. La misura è stata emessa dopo un'attività di indagine diretta dalla Procura di Trieste e avviata a seguito del grave episodio avvenuto appunto in Piazza Perugino. Futili sembrerebbero i motivi della brutale aggressione. Si è insediato il nuovo direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. Si tratta dell'architetto Mauro Luongo, già comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia. Succede all'ingegnere Agatino Carrolo, che ora guida la direzione regionale Sicilia. Per Luongo l'assegnazione al Friuli Venezia Giulia è un ritorno in regione che l'ha visto comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste dal maggio del 2019 al settembre del 2021. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio cielo variabile su pianura e costa, nuvoloso in zona montana, probabili rovesci e temporali diffusi con piogge localmente intense. I temporali potranno essere forti, temperature in calo. Temperature minime in pianura fra 18 e 21, sulla costa fra 22 e 25, le massime ovunque fra 27 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.